velocità, solo pura velocità. Un vincitore, 17 perdenti. I perdenti io me li mangio a colazione. Colazione. Forse avrei dovuto fare colazione, ora mi sentirei meglio. No, 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 no. Resta concentrato. Velocità. Sono più che veloce, sono più che rapido. Sono una saetta. Ma ovviamente ho dato il massimo, sono... Da qualunque paese ci stiate seguendo, benvenuti in Cina per le qualifiche di Formula 1 di Shanghai. Bene, meno male che oggi troviamo il sereno, finalmente un po' di sole. Penso che avrai grossi problemi a qualificarti per la prossima sessione. Non spingere troppo. No, no, un po' di sole sulle spalle, finalmente. Allora, metteremo le gomme morbide, ovviamente. Vediamo di sfruttare il nostro assetto solito, lo ricontrolliamo ancora una volta. La zavorra sull'8º punto, perfetto, possiamo procedere. Dai, lanciamoci ragazzi in qualifica e vediamo un po' quello che riusciamo a fare. Ho girato tantissimo su questa pista, quindi credo che sia l'assetto migliore che potevo tirar fuori. 5 semafori, partiamo, vediamo con le gomme morbide invece, con questa aderenza maggiorata, a che velocità riusciamo ad arrivare. Arriviamo a 355 km/h, mamma mia. Vediamo un po' con le gomme morbide se riusciamo a migliorare la nostra prestazione. Tanto si passa dall'ultima curva qua a sinistra, perfetto, vediamo un po' aderenza migliorata con queste gomme, partiamo col DRS. La temperatura delle gomme è quella giusta. Ragazzi, io cerco adesso di concentrarmi al massimo per riuscire a guadagnare un'ottima posizione in griglia. Si parte, tornante a 360 gradi, si va benissimo, perfetto, si fa la barba alla curva. Continua con una grande accelerazione adesso con queste gomme. Siamo usciti al 20° secondo da questa curva. Si fa la barba al 24° stavolta, quindi abbiamo guadagnato qualcosa in più. Si blocca un pochino la gomma, ma si recupera parecchio. Il secondo settore, la nostra spina nel fianco. Vediamo se riusciamo a migliorare la nostra prestazione qui nonostante le condizioni avverse. Andiamo, mamma mia, stavolta anche il secondo settore affrontato discretamente. Questa è la curva peggiore del tracciato, dove si va fuori al solito, si esce a 1,50, maledizione. Ah, quella curva quanto la odio, abbiamo fatto tutto per bene. Avanti, 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 vediamo se riusciamo a fare qualcosa di meglio qui. Si lascia l'acceleratore, lo ripreme, andiamo, perfetto. Circuito di Shanghai, vediamo i grattacieli all'orizzonte. 1,12, 1,13, 1,14, a 1,15 si attiva il DRS, ricordiamoci questo valore, 1,15, ha la mobile aperta dietro e si va a frenare, pedale del freno, tutto giù. Mamma mia, ho esagerato un po'. Adesso cercheremo di recuperare nel secondo giro, abbiamo solo riscaldato un po' le gomme, vai. 1,35, 36, 37, 38 e 800. Giro. Splendido, hai appena registrato il miglior tempo. Si affronta nuovamente la prima curva, vediamo un po' quello che riusciamo a fare. Avanti, 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 avanti. Primo settore, prima l'ho fatto in maniera perfetta. Adesso vediamo se riusciamo a sviluppare un nuovo primo settore da paura. 1,18, 1,19, si esce a 1,20 dalla curva. Si va a sfiorare il cordo da 1,24 e si perdono circa 2 decimi rispetto al giro precedente, ma li recupereremo adesso Scendi in seconda posizione. li recupereremo adesso ragazzi qui nel secondo settore. Avanziamo, si gioca con l'acceleratore, dobbiamo perdere la concentrazione, si va in avanti con un'ottima frenata, si cerca il punto di corda, avanti, si frena nuovamente, si ottiene un'ottima aderenza e un'ottima accelerazione, ci fa uscire dalla curva sbavando un po', ma riusciamo nonostante tutto ad arrivare in tempo. Perfetto, grande accelerazione, Mary davanti a noi, 19° classificato fino adesso.
forza agisce sul nostro collo e ci butta fuori dalla traiettoria, ma nonostante tutto vediamo un po'. Ai 15 prima abbiamo aperto il DRS, lo apriamo anche adesso ai 15, ma con un leggero anticipo. Attenzione, c'è Mary qui davanti a noi, le gomme reggono ma fino a un certo punto, e ci stampona Mary di dietro, rompiscatole, ci ha tamponato. Vediamo un po' se possiamo affrontare la curva bene. 1,38, abbiamo perso qualcosa, vai, niente, per colpa della macchina di Mary di dietro. Ma il vero problema è il settore 2. Lo so, ci ha rallentato parecchio, maledizione, sempre al posto sbagliato, al momento sbagliato, si deve mettere quello, ma non lo so io, vai, vediamo un po', si riesce a uscire a 1,20 come prima, abbiamo perso 2 secondi, 2 decimi di secondo più o meno, si tocca a 25 e si va in avanti nuovamente, come vi avevo detto. Siamo riusciti però a essere più veloci di Vettel di qualche millesimo. Intanto si procede ancora, secondo settore, il nostro incubo, avanti, si va a sfiorare anche questa bella curva, manteniamo l'aderenza necessaria, vai, 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 vediamo quanto usciamo, siamo usciti a 52, a 51, 55, olè, vediamo a quanto siamo, 2 decimi in meno, però ne abbiamo guadagnato 1, se riusciamo a essere competitivi in questa parte adesso possiamo fare del nostro meglio. Avanti, quarto posto, 1,38 e 800 come miglior giro, vediamo se riusciamo a tagliare il DRS prima dei 15, i 15 appena raggiunti, vediamo un po'. Dobbiamo essere adesso competitivi nella risalita. Vai, 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 vai. Stavolta bene. Si esce bene dalla curva. Ottima reattività della macchina. Vediamo un po', vediamo un po'. Vai, 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 vai. Perfetto. Si tocca il cordolo esterno, ma nonostante tutto col DRS attivo forse si fa qualcosa di meglio. E abbiamo guadagnato 4 decimi di secondo, ragazzi. Davvero un tempo da paura. Mamma mia. Ottima concentrazione, si va ancora a girare di là. Bene, 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 bene. Vediamo se nel primo settore riusciamo a fare di meglio. Molto bene, 1,19. Si esce a 1,20 raggiunto, quindi le gomme, nonostante l'usura, riescono a conferire una grande aderenza. Vai. Addirittura siamo riusciti a recuperare 1,5 decimi sul Rosberg. L'assetto, ragazzi, va molto bene. Dobbiamo solo concentrarci. Vediamo il secondo settore. Si gioca con il freno. Nuovamente acceleratore. Si va in avanti. Nuovamente freno. Acceleratore a tratti. Sterzo tutto a destra. Nuovamente freno. Vediamo qua in questa bella curvona. Si va un attimo fuori. Si esce a 1,51 pieno. Vediamo se siamo riusciti a migliorare qualcosa. Più 335. Abbiamo peggiorato, ma forse adesso riusciamo a recuperare. C'è Stevens davanti che rompe le scatole. Il primo settore da paura, il secondo un po' meno, però vediamo un po' quanto riusciamo a tagliare il DRS. 15 appena raggiunti, molto bene. E adesso, ragazzi, abbiamo problemi a girare con questo qui davanti. Via dalle scatole. Vai, 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 vai. 1,27. L'abbiamo passato tagliando la curva. Vediamo un po' qui. Si gioca bene. 1,35, 1,36, 1,37. Si migliora ancora. Bene nei settori 1 e 3. Devi migliorare nel settore 2. Sì, si migliora ancora, ragazzi. Si va a 1,38 e 300. Davvero un ottimo tempo. Questo ci fa capire che la nostra macchina è molto reattiva. Avanziamo. Vediamo a quanto usciamo stavolta. A 1,20 raggiunto. Io mi tengo un po' i punti di corda delle curve con i tempi per riuscire a capire come funziona il nostro tempo. Ancora migliorato rispetto a Lewis Hamilton. Quindi davvero facciamo un primo settore da paura. Le gomme ormai sono quelle che sono. Vediamo nel secondo settore se possiamo fare del nostro meglio. Dai, dai, da questa parte. Ancora si gioca con l'acceleratore, si guarda la curva da ogni lato, dall'altra parte, vai, 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 grande accelerazione, si esce a 1,52, si procede dritto, 56, vediamo, 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 e niente, più 600, questa curva molto difficile, si passa Daniel Ricciardo davanti a noi, vediamo se possiamo prendere la sua scia, vai, vai, vai.
Perfetto. Perfetto. Si attiva il DRS. Vediamo un po'. 350, 60. Mamma mia, che velocità massima raggiunta. Si prende la scia di Daniel Ricciardo nonostante la frenata troppo lunga. Vai. Nuova accelerazione 1,35. Stavolta giro molto lento, ma non abbiamo più le gomme del primo giro. Ottimo giro. Torniamo al garage e vediamo un po' cosa è successo. Un secondo posto da paura in possessione. Vediamo un po'. Andiamo al velocizzatore. Secondo posto di Valtteri Bottas. Siamo solo a 3 decimi da Lewis Hamilton. Vi ricordo che abbiamo fatto il primo settore e l'ultimo settore migliori di quelli di Lewis Hamilton. La difficoltà è leggenda. Quindi l'unico problema è il secondo settore, dove perdiamo 4 decimi. Ma non solo rispetto a Lewis Hamilton, perdiamo 3 decimi rispetto a Rosberg, 2 decimi rispetto a Vettel e giriamo pari a Grosjean nel secondo settore. Quindi davvero riusciamo ad avere la seconda posizione grazie al primo e al terzo settore, che sono ovviamente i migliori in pista, tranne Maldonado che ha fatto un primo settore da paura, migliore addirittura del mio. Comunque la pista è perfetta. Io vi faccio vedere questa prima sessione di qualifiche perché mi sembra molto interessante. Le altre due ve le farò vedere nel prossimo video. E possiamo avanzare. Abbiamo girato con gomma morbida però, mentre Hamilton ha girato con gomma dura. Quindi attenzione, nelle prossime sessioni sicuramente ci darà del filo da torcere. Ci sono rovesci, come potete vedere, asciutto, seguito da nuovamente possibili rovesci. Ma io non so se farvi vedere le qualifiche adesso o farvele vedere la prossima volta. Vediamo un po'. Sì, mi sa che ve le farò vedere ragazzi la prossima volta. Quindi ragazzi, prima sessione di qualifica insieme alle prove libere in questo primo gameplay. Anzi no, vi faccio vedere. Ma dai, ve le faccio vedere adesso, dai. Proviamo, facciamo un paio di giri così tanto per scuotere la situazione. Andiamo di girare adesso. Perfetto. Concentrazione massima. Le gomme quali sono? Nuovo treno di gomme. Scella grassa, 350 km/h. No, sono indeciso ragazzi se farvele vedere in questo video le qualifiche oppure nell'altro. Ma non lo so, tanto registriamo. Allora, concentrazione pura, non voglio sovraccaricare molto la tensione delle gomme, la pressione, volevo dire l'usura, l'integrità. Va bene, va. Le gomme sono alla giusta temperatura. Andiamo. Vediamo un po' quello che riusciamo a fare. Si parte. Vai. Vediamo a quanto si esce. 20 si esce. Quindi ragazzi, discreto primo settore. Sono andato un po' largo. Vai. 27,216, più lento degli scorsi giri, ma sempre accettabile. Avanti, secondo settore, maledetto, vai. Si esce a 1,51, forse abbiamo recuperato qualcosa. Abbiamo recuperato qualcosa ragazzi nel secondo settore, Procediamo. Terzo settore, velocità massima. Dai, tac, vediamo un po' quanto raggiungiamo. 350 km/h. Freno tutto giù, non ce la faccio. Mamma mia, se non avessi avuto l'ABS avrei bloccato anche il pilota a terra. 21, 32, frenata bella tosta. Si esce, 35 raggiunti ora. Tempo molto lento rispetto al precedente. Ma 5 decimi persi. Vai. Vediamo a quanto si esce. Vediamo a quanto si esce. 17, 18, 20. Sempre uguale. Avanti. Siamo arrivati. Quanto abbiamo fatto? Più o meno quanto il giro precedente. Nel 38 809. Stai cedendo posizioni, adesso sei in terza. Lo so.
Andiamo, vai nel secondo settore, vai, avanziamo, frenata bella tosta, vai, vediamo se riusciamo a uscire in tempo, a 1,51 sempre siamo usciti, forza, 55, neanche tanto male, dai, vediamo adesso, bene ragazzi, forse siamo andati un po' larghi, ma sempre bene, abbiamo mantenuto una velocità costante in curva. 13, 14, 15 appena attivato, quindi bene. Scusate se conto così alla tipo pazzo, però io li uso questi numeri per tenere il conto sul tracciato. Meno male che abbiamo un'ottima potenza frenante che nonostante tutto ci mantiene attivi. Siamo 1,28, 1,29, 1,30. Vediamo un po'. Si frena per bene, si taglia un po' la curva. Attivato a 35. Si va 1,38. Mamma mia, che giro! Un giro fenomenale. 1,38 preciso. Mamma mia, davvero un giro spettacolare. Voglio adesso andare immediatamente al garage per vedere un po' quello che è successo in questo giro. Scusate un po', ma voglio vedere. Vediamo un po'. Primo posto. Wow, vediamo un po'. Volevo dire infosessione. Abbiamo ottenuto la prima posizione. Mamma mia, 1,38 spaccato. Guardate un po'. Basta migliorare leggermente il secondo settore. 1,29, 899. E appunto potete vedere che abbiamo davvero distrutto gli avversari. Mamma mia, mettiamo la velocità massima. Davvero ragazzi, un tempo fenomenale. 1,38 e 000. Davvero tempo spettacolare. Abbiamo Hamilton a 6 decimi da noi. Prima Hamilton a quanto girava? 1,38 e 2. Io addirittura riesco a fare adesso 1,38, quindi miglior giro nella storia del circuito fino adesso. Mamma mia. Vediamo un po' chi riesce a fare di meglio. Non credo che Ricciardo riuscirà a prendere 4 decimi così da un giro all'altro. Continuano a girare. Hamilton fa 4 giri con il suo set di gomme. Io addirittura faccio 27,246 nel primo settore, 40,800 nel terzo, e nel secondo Hamilton fa la meglio, però riesce ad avere la meglio. Però vediamo un po'. Si finisce sempre primi. A conclusione della fase 2 è Fernando Alonso il grande escluso che non parteciperà alla Q3. Una brutta battuta d'arresto per lo spagnolo. Ragazzi, dobbiamo essere davvero soddisfatti perché tanti piloti hanno girato con le gomme morbide e adesso però anche la Mercedes girerà con le gomme morbide, quindi attenzione. Dobbiamo fare di nuovo 1,38 e 00. Se non faccio 1,38 e 00 non inizio la gara, perché se l'abbiamo fatto una volta lo possiamo fare anche un'altra volta. Nuvoloso con possibili rovesci dopo un inizio asciutto. Bene, le gomme mi sembra che sono quelle che sono. Vediamo un po'. Mi secco per ogni volta fare venire il povero fattorino qua con il pad. Ecco, allora abbiamo il terzo treno di gomme. Sfruttiamo laddov'è, ragazzi. Facciamo un giro attento. Ecco che escono le Red Bull. Vai. Si vede già il tempo è nuvoloso. Allora ragazzi, di nuovo quel tempo 1,38. Dobbiamo ricercare nuovamente quei secondi e quella precisione nelle curve. Vai. Piede del freno tutto giù. Stavolta affrontata molto male la curva, ma l'ho fatta tanto per riscaldare. Vai. Dobbiamo fare velocemente ragazzi. Vai. Si va in avanti. Buttiamo a terra quel paletto che rompe le scatole. Vai, ok. Si parte. Olè. Inizia il nostro giro. Vai alla grande. Prima curva. Molto bene. 1,18, 1,19, 1,20. Si esce per bene. Perfetto. Vai, olè, tutto giù. 1,27, 0,21. Tempo micidiale. Si continua, dai.
Non lo so com'è andato sto secondo settore. Vai, 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 tutto giù. Vai, vai, 1,10, 1,11, 12, 13, 14, 15. Ce l'abbiamo fatta ad aprirlo in tempo. Vai, 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 vai. 305. Dobbiamo stare attenti adesso. Freniamo per bene. Bene. Abbiamo aperto il gas come si deve. Vai, 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 vai. Vediamo adesso. Vai, 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 vai. Limiti di pista superati. Attiviamo il DRS. Quanto abbiamo fatto? 1,37,943. Ma del tempo che siamo riusciti ad ottenere. Vediamo se possiamo fare ancora di meglio. Vai, 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 vai. Curva affrontata benissimo. Vai. Frenata nuovamente. Si va sull'acceleratore. Tutto il pedale giù. Siamo usciti a 1,19. Mamma mia che prestazione. Avanziamo, avanziamo. Olè. Nuovamente giù. Abbiamo peggiorato un po', ma sempre un ottimo tempo. Raikkonen 1,37,300. Wow. Avranno messo le gomme morbide. Attenzione nel secondo settore. Si va alla grande. Vai, vai, vai. Attenzione nuovamente altra parte del secondo settore. Affrontata per bene. Vediamo questa curva rompiscatole. Siamo usciti a 1,51. Terzo posto. Vediamo adesso. 7 decimi in meno. Si continua a procedere a grande velocità. Ho sbagliato, maledizione. Non apriremo il DRS a 15. Sicuramente lo apriremo a 16. Guardate, 13, 14, 15 adesso. Quindi pensate un po'. L'abbiamo ritardato un po'. Niente ragazzi, io entro in box. Ho fatto un giro davvero fenomenale. Siamo riusciti a migliorare addirittura il nostro 1,38 e 1,38 preciso. Quindi dobbiamo necessariamente entrare ai box. Questo giro lasciamolo perdere ormai. Torniamo al garage. Bene. Terza posizione per quanto riguarda questo Gran Premio. Non voglio girare più. Vediamo. Hai superato le nostre aspettative, molto bene. Allora ragazzi, andiamo avanti con il tempo. Speriamo ragazzi davvero nella terza posizione. C'è allora Ricciardo con 1,38 e 451, non ci crea problemi. Grosjean, ovviamente i problemi sono, eccoci, stanno entrando. Chi sta entrando? Già è entrato Rosberg, entra anche Lewis Hamilton, sicuramente entrerà tra qualche minuto. Rosberg fa 1,38 e 541, è ancora in pista. Raikkonen 1,37, Vettel 1,37 500, noi 1,37 900, va molto bene. 2 minuti alla fine. Speriamo che le Mercedes. Adesso arriveremo ragazzi al quinto posto. Vi faccio vedere che adesso entreranno Hamilton e Button e ci butta subito sotto al quinto posto. Guardate. Guardate. Quinto posto? No, terzo posto. Ottima prestazione. Qualifiche, prove libere davvero fenomenali per la Williams oggi. Siamo in diretta. Ancora una volta la Bene. Ferrari si conferma una squadra di tutto rispetto. Non è da tutti riuscire ad avere entrambi i piloti in prima fila nella gara decisiva. Li abbiamo visti lavorare sodo per tutto il weekend, mantenendo nello stesso tempo le vetture al massimo delle loro possibilità. Chissà se riescono a bissare domani. Non ci resta che aspettare e vedere. Niente ragazzi, una prestazione a dir poco fantastica. Pensavo di combinare un pasticcio in questo Gran Premio. Invece, però il problema è che le condizioni meteorologiche si stanno un po' rovinando. Potete vedere un po' che abbiamo. Ci siamo, mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo. È il momento del Gran Premio della Cina a Shanghai. Dopo le qualifiche di ieri, osservando il suo contegno, sarebbe... Scusate un attimo ragazzi, eccoci, siamo pronti appunto nella nostra nella nostra seconda fila. Siamo pronti a partire. La gara arriverà tra qualche giorno, però davvero avete visto la nostra prestazione che è fantastica. Ringraziando il cielo, non sta piovendo, il tempo è ancora nuvoloso, però è sospetto perché potrà arrabbiarsi più tardi e darci una bella lezione con qualche fulmine, con qualche tuono. Comunque, ci becchiamo al prossimo gameplay, fatemi sapere che cosa ne pensate, al prossimo video, ciao a tutti!